avrei ritoccato l'IRPEF, avrei ritoccato. Facciamo tutti un po' di sacrificio, però ne beneficiamo tutti, ne beneficiamo. Io so che dà fastidio a tutti, però perché sempre il mondo dell'impresa, appunto. Le spiegazioni dell'amministrazione regionale non bastano e neppure gli esempi pratici dell'esiguità degli importi previsti. L'aumento dell'IRAP a carico di 182.000 attività produttive venete scontenta il mondo economico che si sente già spremuto e vive un Ferragosto tutt'altro che tranquillo. Dopo che alla vigilia dell'illustrazione del provvedimento Confindustria Veneto aveva tagliato corto affermando che a Palazzo Balbi hanno un bel coraggio ad alzare le tasse e il presidente di Casartigiani Veneto Franco Storera aveva annunciato siamo pronti a fare muro, è l'ex numero uno di Unioncamere Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, a giudicare iniquo l'aumento delle tasse al solo settore produttivo. Ogni tassa che si mette ovviamente dà fastidio, è che però per equità andare ancora sulle imprese non è a mio avviso corretto, bisognerebbe andare su tutta la popolazione veneta, ad esempio in questo caso con l'IRPEF, magari salvaguardando i redditi più bassi ovviamente, e qualcosa più li può dare il reddito più alto, perché chi ne beneficerà sarà tutta la regione. Già le imprese sono tassate e un'ulteriore tassa anche se, insomma, se si parla di pochi euro, però ovviamente dà sempre fastidio una tassa in più. Rincara la dose il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin che parla di blitz ferragostano e sottolinea come il provvedimento, che riguarderebbe solo alcuni codici Ateco, andasse preventivamente discusso e concordato con le categorie. Noi pensiamo che se l'addizionale IRAP deve essere aumentata, aggiunge, sia soltanto una tantum. Secondo Pozza il problema è più generale, l'addizionale IRPEF andava ritoccato da tempo, dice. Bisogna che ci siano risorse per poter rilanciare l'economia.